Buonasera a tutti ragazzi, secondo un sito web americano, anzi veramente secondo la NASA, il meteorite che è passato sopra l'atmosfera terrestre che ha illuminato i cieli della Sardegna il 16 agosto 2019 aveva un diametro tra 1,60 m e 2 metri, quindi in effetti un po' grandicello dicono, quindi la deflagrazione è iniziata sui cieli della Sardegna appena ad ovest, quindi diciamo che era un meteorite abbastanza grande per la situazione. In effetti risulta essere il più potente dal 1988 ad oggi, quindi che sono arrivati, quindi non era proprio un sassolino quello che è passato sopra le nostre teste, ma bensì era un sasso di 2 metri ragazzi, quindi non era una cosa da poco. Diciamo che ha fatto generato un impatto di 0,089 diciamo kiloton, come se kilonite in effetti, sì, mentre un altro, quello là che alle Baleari, produsse 0,43 kW, quindi in effetti ragazzi poco, in effetti sono preoccupati proprio per questo, in effetti vedono che questi sassolini stanno arrivando sempre di più, quindi un po' di preoccupazione ci sta sempre, diciamo, in effetti, quindi diciamo che stanno avendo dei problemi. In effetti Russia ad esempio fu di 443 Kitolite, quindi in effetti lo dicono in russo ragazzi, ma dovrebbe essere così in effetti. Quindi in effetti questo sassolino ha, ma sì, non da pensare, Alessia, guarda, non può fare che cosa vuole, non da pensare proprio. Quindi in effetti ragazzi questo sassolino e bloccalo allora. Vabbè, ma non ti preoccupate, se sanno che se non sei tu non faranno nulla, quindi in effetti ragazzi diciamo che questo asteroide era 2 metri, quindi non era un sassolino, quindi ha generato non diciamo come una bomba nucleare perché quasi kilotoni, però in effetti ha generato 0,089 kilotoni. No, non ti preoccupare, la conoscono, quindi sanno che non sei tu. Quindi questo qua, ragazzi, è il maggiore che è stato censito ultimamente, non accadeva dall'88. In effetti 2 metri sono tanti in effetti, però dicono che si sia disintegrato già a 120 km dalle coste occidentali della Sardegna, quindi raggiungendo il suolo in mare aperto. No, no, domani ho appuntamento, quindi domani finirà questa storia qua. Il meteorite, ragazzi, è caduto in acqua, però secondo loro non ci sarà nulla come diciamo che possono trovare, perché sicuramente se diciamo dissolto in aria in effetti, come quello là di Tunguska che bruciò tutti gli alberi, questo era un pochino diciamo più o meno di quella roba lì, solo che questo è passato sull'acqua e quindi non ha fatto danni, quindi diciamo sì sì, quindi la database della NASA, ciao Alessandro, risulta essere il secondo evento tra i più potenti dall'88 avvenuti nel Mediterraneo occidentale ed il maggiore censito in Italia. Quindi ragazzi, questo che è passato diciamo era una cosa che non accadeva da tempo, quindi non era un sassolino, ma ha generato, come ho detto io, 0,0
come sta scritto qua, un attimo solo, 89 kilotoni, 0,089 kilotoni, quindi diciamo non è chissà quanto, però è abbastanza. Ragazzi, vi ringrazio, ci sentiamo al prossimo video. Se volete commenti oppure domande, state sotto a questo video e fate le domande che volete. Ciao a tutti e buonanotte.